Mi chiamo Nicola, ho 31 anni e sono un videomaker. Da poco ho preso la decisione di lasciare il mio lavoro stabile e sicuro per dedicarmi a ciò che mi piace, e cioè fare video, escursioni, camminare e stare a contatto con la natura. Ciao e benvenuto sul mio canale, io sono Nicola Nardu e da 3 anni e mezzo a questa parte, come dicevo anche nell'intro, è esplosa una passione incredibile per tutti quelli che sono i trekking, sentieri, cammini, pellegrinaggi, ma anche la montagna e la natura in generale. Questa è la quarta puntata di una serie di episodi dedicati al mio viaggio, al mio pellegrinaggio verso Santiago. Se non hai visto le altre puntate puoi recuperarle tranquillamente, c'è una playlist dedicata sul mio canale. Spero che la mia esperienza insomma ti serva per aiutarti a farti un'idea di come può essere il cammino, però ripeto è la mia esperienza, quindi ognuno poi la vive a modo suo. Se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti, lascia un bel like, buona visione ma soprattutto buon cammino. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Male. Malissimo. Schiazzavo bene. Hola, che ti passa sì, per la simpatico. capezza? Oggi è il quarto giorno. Quarto giorno e questa è la nostra colazione. Io ho un po' esagerato come sempre. Cos'hai da dire per iniziare questa giornata? Oggi siamo abbastanza motivati, mi sento... non lo so. Buongiorno, stiamo camminando da mezz'ora più o meno, sono le 8 meno 20, meno un quarto. Ieri siamo saliti a 1300 di altitudine e ora infatti si scende, ci sono delle discese, niente male. Ieri ho spento il telefono, ho staccato la connessione perché non avevo voglia di stare lì a pubblicare subito, a fare, perché mi sta venendo voglia di vivermi il cammino e di non stare sempre appresso al telefono, alla connessione, fare. Quindi penso che pubblicherò storie e reel se non sono troppo stanco a ogni fine tappa. Questo è tutto. Al cammino di Santiago, a voi la linea, studio, arrivederci. Ciao ciao piccoletto, ciao. Ciao vuole coccolo, vero? Tu vuole coccolo. Piccoletto. Buongiorno Italia, lasciatemi cantare. Buongiorno. Con la And it's fake Italian because we don't really know the words. So it's like, no, I made it up. cantare una canzone piano piano. Oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu. E una delle cose che mi è piaciuta veramente tanto del Cammino di Santiago è che durante le giornate a un certo punto incontravi persone che non vedevi da giorni, ti rincontravi e capitavano questi momenti divertenti, questi momenti di condivisione con le persone che provengono da tutto il mondo, Francia, Belgio, Polonia, America, che
non mi scorderò mai, se devo essere sincero. E volavo, volavo felice lontano nel cielo ancora più blu. Non la so più nemmeno io. Italian playlist. With Enrico we worked on Sta fronte a te, o sole mio. Vai, Sta fronte a te. Sta fronte a te. Io sto documentando tutto, ragazzi, quindi filmo. Bella la bandiera, Visto? Orgogliosamente l'ho portata. E immaginate che gioia, che sorpresa incontrare una famiglia di sardi a Santiago. Quanto è piccolo il mondo. Al quarto giorno ci becchiamo un padre e i figli che stanno facendo il cammino francese in bicicletta. C'è tanta roba. Ero veramente felicissimo anche perché incontrare delle persone che provengono dalla tua stessa terra in giro per il mondo è bellissimo. È un po', insomma, ti fa sentire a casa. E ragazzi, proprio da questo preciso istante che la stanchezza è iniziata a farsi sentire, ma non solo la stanchezza fisica, banalmente, ma soprattutto la stanchezza mentale, la concentrazione nel dover sia camminare, sforzarsi e tutto il resto, e in più pensare sempre alle riprese, il tornare indietro, prendere il cavalletto, la camera. È proprio in quest'istante che il cammino dal punto di vista di riprese e documentazione è venuto un po' a perdersi. Ho continuato a filmare, attenzione, però la quantità di clip non è stata più la stessa, ma anche perché, come ho detto all'inizio del video, avevo proprio bisogno e necessità di godermi il cammino e di vivere veramente il cammino. E stanno sempre a riprendere in continuazione, un po' perdevo questo lato del cammino di Santiago. Che piccolo. Prende il sopas.
Ciao.